Batteria A del trofeo Croce Rossa Italiana, premio Calandrone, 11 anziani di categoria G al via, saranno coloro che partiranno allo start in finale, i primi 4 ovviamente a qualificarsi. All'1 Borea Gal, 2 Caribalilla, 3 Attila, 4 Vico del Ronco, 5 Viking 3B, 6 Ennipan, seconda fila 7 Sugar Bread, 8 Becky Black Dante, 9 Rossano, 10 Chanel DVS, 11 Asia LL. Autostart che ha raccolto i concorrenti lungo la piegata di sinistra. Favorito Vico del Ronco nei confronti di Ennipan, poi Caribalilla, molto vicini nella valutazione. Si parte con veloce Ennipan che mette qualcosa davanti agli altri ma non scende, perché all'interno ci sono Vico del Ronco e Attila. Attila che imbocca la prima curva al comando, all'esterno Vico del Ronco ed Ennipan. Attila che ha preso la testa, Vico del Ronco in seconda posizione, poi Caribalilla al largo Ennipan, 200 metri in 14,3, con Attila che guida numero su 10 Vico Chanel DVS squalificato. Ennipan al largo, poi ancora Caribalilla, quindi Borea Gal, gli altri più indietro, 400 metri in 28,9, frazione molto veloce per la categoria. Attila prova a riprendere in mano, Ennipan non dà tregua all'esterno, va a fare la seconda pariglia Caribalilla, rimane secondo sotto Vico del Ronco che precede Borea Gal, Viking 3B, poi Becky Black Dante, quindi Rossano, Sugar Bread, Asia LL. Passaggio davanti alle tribune con Attila che continua a guidare nei confronti di Ennipan al largo, poi lungo la corda Vico del Ronco, 1 minuto e 7 decimi per gli 800 di gara, 31,8 il secondo quarto. Sulla piegata di destra il gruppo disposto per pariglie, con Attila che guida Ennipan protesa al largo, Vico del Ronco in corda, la mossa in mezzo alla pista dalle retrovie da parte di Rossano che prova a recuperare. Chilometro in 1,16,6, Attila è sempre leader, Vico del Ronco nella sua scia, muove dalla seconda pariglia Caribalilla per scavalcare Ennipan che è ancora lì al largo, poi Borea Gal lungo i birilli, allunga ora Attila che ha fatto 15,1 la retta di là, Attila in vantaggio nei confronti di Vico del Ronco, poi Borea Gal, quindi Viking 3B, viaggia bene il treno in corda con Attila che fugge, Vico del Ronco che prova a spostare al suo esterno, quindi Borea Gal, Attila in fuga da Vico del Ronco, Attila che conferma la sgambatura e vince netto nei confronti di Vico del Ronco, poi Borea Gal, mentre sbaglia Viking 3B che lascia il quarto a 1 tra Rossano e Becky Black Dante che sono in foto stretta. 29,6 a chiudere, 1,15,5 ragguaglio cronometrico. Attila, Guido Mezzetti, Marco e Lorenzo Bortolotti. Guido Mezzetti che è anche proprietario di Attila che vince in percorso di testa. Andiamo a rivedere per il quarto perché è stretta e ovviamente è importante per la qualificazione alla finale. Attila numero 3, primo sul traguardo, al secondo posto è Vico del Ronco numero 4, al terzo finisce ancora Borea Gal numero 1 e poi probabilmente Becky Black Dante all'interno riesce a tenere a bada Rossano, i due sono vicini, lasciamo ovviamente il verdetto al giudice d'arrivo.